È fondamentale, anche da un punto di vista proprio semantico, perché noi a Napoli diciamo prendere il caffè, non bere il caffè, non sorbire il caffè, noi diciamo sempre prendere il caffè, perché il caffè è una pausa, come prendersi 5 minuti, come prendersi una pausa, prendersi un caffè significa per i napoletani un momento di egoismo assoluto, di egocentrismo totale e soprattutto un momento di meravigliosa condivisione con le persone con cui si vuole dire qualcosa di amichevole, quando si vuole dire qualcosa di bello si dice a un amico prendiamoci un caffè, non si dice a un amico vediamoci, incontriamoci, si dice prendiamoci un caffè. Il rapporto con il barista qual è? Col barista si raggiunge un rapporto di confidenza e di allegria che è come con il barbiere, è un rapporto che può essere. Tanto posso non aver voglia di parlare e quindi basta un sorriso, tanto posso aver voglia di chiacchierare e quindi posso stare mezz'ora a chiacchierare col barista, per esempio di calcio. Il caffè nei libri di Maurizio De Giovanni c'è in tante occasioni. Ma il caffè è un luogo. E come tale è un luogo dove ci si esprime col proprio piacere, con la propria libertà. Quindi il caffè a Napoli è così buono perché è un posto dove stare, quindi il caffè c'è nei miei libri, ci deve essere per forza. Io credo che non esista nessuna storia inventata a Napoli che possa prescindere dal caffè.